una squadra un po' non al meglio. Beh, partita buona. Beh, buon risultato, abbiamo sofferto le pene dell'inferno la prima mezz'ora, male, non riusciamo a fare, preoccupati, loro hanno creato problemi. Poi insomma siamo un po' preso un po' le misure, le distanze, abbiamo avuto qualche situazione importante, poi magari un episodio può cambiare la gara, sono tante palle ferme, tante situazioni, però indubbiamente partita difficile e un risultato positivo. La prima mezz'ora un problema di testa. È un po' di tutto, non riusciamo a crociare, non riusciamo a giocarci la palla giusta, anche se qualche giocata c'era, insomma loro belli frizzanti, belli vivi davanti al chiuso, gli attaccanti, riuscivano a trovare sempre i giocatori in mezzo alla linea, noi non riusciamo a crociare, poi insomma anche l'errore di Mareco che comunque ha dato entusiasmo a un'azione importante, quindi lì abbiamo rischiato. Poi ci siamo ripresi un pochettino, abbiamo avuto un paio di situazioni nel finale del primo tempo. Nel secondo tempo un po' meglio nel gioco, nell'occupare gli spazi e abbiamo rischiato poco, quasi niente. Anzi, alla fine ci stava anche la zampata volendo. Ma a volte le partite, non so, anche loro hanno visto delle cassette, alla fine col Cittadella hanno avuto una ceduta alla fine, come magari gli episodi la possono cambiare, una palla ferma con tanti interpreti che calciano bene, stazza fisica importante se hanno anche loro, quindi a volte l'episodio può cambiare una gara difficile che comunque nel secondo tempo insomma, si faceva fatica a preparare delle giocate. E quindi siamo contenti, manteniamo lo stesso andamento dell'andata e adesso niente, recuperare i giocatori, perché qualche problema ce l'abbiamo, abbiamo recuperato i giocatori negli ultimi minuti, qualcuno ancora fuori e adesso abbiamo 2 partite in casa, speriamo di fare bene lì. Pensi che alla lunga l'assenza di Alfred sono 3 partite, si è sentita più del dovuto? Per noi è un giocatore fondamentale, quindi normale, però credo che comunque la partita non l'abbiamo interpretata benissimo nella prima mezz'ora, però poi del resto, soprattutto nella seconda parte, abbiamo rischiato mai.